Signor Sindaco, tutto pronto a Gorizia in merito a questa importante manifestazione di sabato, mobilitazione generale per gridare al mondo che Gorizia non vuole perdere la brigata di cavalleria. Esatto, è una manifestazione che speriamo mobiliti la città, come fino a questo momento sembra, ci siano tutte le associazioni combattentistiche d'arma, i sindacati, tutte le istituzioni, la provincia con il suo gonfalone, i comuni della provincia anch'essi con il loro gonfalone, il gonfalone della città di Gorizia evidentemente, per dimostrare, come ha detto giustamente lei, plasticamente la volontà della città a mantenere inalterata la presenza militare. È un'offesa che noi consideriamo lo spostamento della brigata, non ci rassegneremo mai, continueremo nella nostra azione sperando che il nuovo governo abbia più sensibilità di quello che ha dimostrato questo governo tecnico. Ci sono troppe città fantasma in Friuli dopo l'addio dei militari. Abbiamo visto la presenza militare che per anni ha rappresentato un freno allo sviluppo economico con le sue servitù, con tutte le limitazioni che ha avuto. Adesso nel momento in cui potrebbe rappresentare un aiuto anche all'economia della città, in questo momento viene trasferita da altre parti. È una cosa assolutamente ingiusta e non intendiamo tollerarla. Importanti novità rivolte alle imprese per quanto riguarda gli affitti degli immobili di proprietà del Comune, come ci conferma l'assessore di competenza Arianna Bellan. Un primo passo fondamentale, il calo dell'affitto è quello che sarà immediatamente tangibile sulla cassa e l'entrata dell'attività, e poi si innesca comunque in tutta un'ottica globale che stiamo rivedendo di possibili agevolazioni e comunque se no di sviluppo del nostro economico del nostro territorio. Meno 17%. Meno 17% che inciderà notevolmente, potrà essere comunque per quelle tipologie di attività una media, un aiuto sugli incari, sulla tassazione che hanno avuto negli ultimi periodi che è salita. C'è stato un compromesso tra la parte pratica e la parte teorica? È stato un compromesso perché anche noi come Comune abbiamo un problema di bilancio, di entrate, di far quadrare i conti, quindi è stata un giusto compromesso per far insomma da ambo le parti avere un risultato. Alla fine è una goccia del mare che si spera che piano piano si espanda. Vuole essere un esempio da seguire, vogliamo incontrare i proprietari delle altre locazioni commerciali e vedere se anche loro possono attuare un piano per ridurre gli affitti alle attività commerciali.